Queste feste è voluta ormai di un certo numero di anni, di tante associazioni e di tanti enti che sono qui rappresentarsi in questa occasione. Ma io quest'anno voglio ringraziare in maniera particolare la scuola, la nostra scuola, e in particolare la direttore regionale Daniela Beltrame, la professora Daniela Beltrame, perché è cambiata le scuole del Friuli. È cambiato che le famiglie continuano a domandare l'insegnamento delle lingue e delle storie furlane. È cambiato che tanti docenti si stanno iscrivendo e si sono già iscritti ai corsi di lingue furlane. E sta cambiando il mondo di lei, le maniere didattiche di lei, la storia di questo popolo e di far conoscere la sua lingua. E allora voglio ringraziare la scuola, perché la scuola appartiene e ha dineato, c'è che non si. E allora lui che ha una certa età e sanno quando andavano a scuola, che avevano un libretto personale che era scritto, che era proibito favelare la lingua furlana. Reclamavano il dialetto, non si usa il dialetto nella scuola italiana. Questi stroppi non esistono più. Come una scuola pubblica che riconosce, anzi che tutela e che parla la dignità delle nostre lingue e delle nostre storie. Allora grazie in particolare alla direttore, alla professora Beltrame, perché prima di ieri avevo tanti che capivano un po' furlano e altri non capivano dove ieri. Finora, per fortuna, come avevo una dirigente dei nostri terre che capisce le necessità dei nostri terre e dei nostri enti. E dopo grazie a tutti che voi le hanno fatto qui a Dolegne sventolare la bandiera del Friuli, la bandiera di questo popolo, che non è un popolo nessuno che altro di, ma che ha tanti anni di storia e che è segnoso delle sue identità, delle sue culture e delle sue storie. Vive il Friuli e vive i furlani! Grazie Presidente. Prima di passare la parola al Presidente del Consiglio regionale, Maurizio Franz, volevo portare il saluto dal Presidente Filologo.